guarda. Guarda.
No, se no c'è iniziato. Promozione, Xiaomi per promozione.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, in questa sosta di preghiera contempliamo la vocazione di San Pietro. San Pietro deve la sua santità e la sua grandezza all'incontro con Gesù. Chiamato da lui a seguirlo, risponde con prontezza e generosità, lasciando tutti e diventando presto il primo degli Apostoli. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno, mentre levato in piedi, stava presso il lago di Genesaret e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio. Vide 2 barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e 2 le barche, al punto che quasi affondavano. Al veder questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, che sono un peccatore». Grande stupore, infatti, aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. O glorioso Principe degli Apostoli, che avesti in Gesù Cristo una fede tanto viva, proclamando per primo che era Lui il Figlio del Dio vivente, e che da Lui solo procedevano parole di vita eterna, che hai dato prova di tale fede, ora con riprendere in suo nome la pesca inutilmente tentata per tutta la notte, ora camminando sulle acque del lago, ottieni anche a noi una fede tanto viva nella divinità di Cristo, in modo che siamo sempre docili e pronti nel seguirlo. Tu che hai amato tanto ardentemente Gesù, dichiarandoti pronto ad affrontare per Lui la prigione e la morte, che lo hai seguito dovunque con entusiasmo e costanza, che hai cancellato con lacrime amare di pentimento la triplice negazione, che hai dimostrato tale amore predicando coraggiosamente il Vangelo alle genti e specialmente abbracciando con gioia la croce del tuo martirio, ottieni anche a noi di amare ardentemente il Signore e di essergli fedele per sempre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. San Pietro Apostolo, prega per noi. Possiamo proseguire con la processione.
In questa sosta di preghiera contempliamo il coraggio e la debolezza di Pietro. Pietro aveva un temperamento impulsivo, pronto, generoso, che lo rende molto umano, ma che lo tradì. Soprattutto questo si manifestò durante la passione del Signore, quando dopo una solenne promessa di fedeltà rinnegò il suo maestro. Dal Vangelo secondo Giovanni. Simon Pietro gli dice: Signore,
seguirai? Gli rispose Gesù: dove io vado per ora, tu non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: darai la tua vita per me? In verità ti dico, non canterai il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato 3 volte. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi. Gli dissero: non sei anche tu dei suoi discepoli? Egli lo negò e disse: non lo sono. Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: non ci ha forse visto con lui nel giardino? Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. O glorioso principe degli apostoli, che nel nome di Gesù hai guarito in un istante lo storpio che ti chiedeva l'elemosina alla porta del Tempio di Gerusalemme, e che hai avuto da Gesù tale potere sulle malattie da far guarire gli infermi al solo contatto con la tua ombra, guarda, ti preghiamo, con benigna compassione, coloro che sono afflitti da malattie e soffrono nel proprio corpo, e ottieni loro la guarigione affinché possano presto riprendere le consuete occupazioni e glorificare Dio servendolo con fedeltà. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. San Pietro Apostolo, prega per noi.
In questa sosta di preghiera contempliamo Pietro che annuncia con coraggio Cristo risorto. L'ultimo ordine ricevuto dagli Apostoli fu: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Pietro fu il primo a parlare al popolo ebreo e ai capi del Maestro con coraggio, con entusiasmo e con efficacia. Le sue parole convertono i buoni e confondono i malvagi. Dagli Atti degli Apostoli. Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, se oggi siamo esaminati a proposito di un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. È per la sua virtù che quest'uomo compare guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata ed è divenuta la pietra angolare. In nessun altro è la salvezza,
perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani senza istruzione. Riconoscevano che erano stati con Gesù e, vedendo l'uomo che era stato guarito, lì presente con loro, non potevano dir niente in contrario, ma dopo aver ordinato loro di uscire dal Sinedrio, si consultarono gli uni e gli altri dicendo: che faremo a quest'uomini? Che con un evidente segno miracoloso sia stato fatto per mezzo di loro e noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme. E noi non possiamo negarlo, ma affinché ciò non si diffonda maggiormente tra il popolo, ordiniamo loro con minacce di non parlare più a nessuno nel nome di costui. E avendoli chiamati, imposero loro di non parlare né insegnare affatto nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni risposero loro: giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi anziché a Dio. San Pietro e San Paolo non possono tacere quello che portano dentro, non possono tener chiuso le labbra, perché sentono forte l'urgenza di annunciare la resurrezione di Gesù. San Pietro e San Paolo ci insegnino il coraggio, la franchezza e l'amore per la verità, per annunciarla ai fratelli e per testimoniarla con la nostra vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. San Pietro Apostolo, prega per noi. San Paolo Apostolo, una delegazione di San Pietro andrà a far visita alla chiesa di San Paolo per offrire il dono dell'incenso.
nominare chi la amministra, le istituzioni civili, militari, religiose, del volontariato, al patrocinio di San Pietro. Chiediamo che attraverso la sua preghiera ognuno, secondo il proprio carisma, secondo il proprio ministero, secondo il proprio ruolo e il proprio compito, possa assolvere questa missione con generosità, con coraggio, con speranza, dando il migliore esempio di sé. Preghiamo e affidiamo questa città al patrocinio di San Pietro affinché ogni cittadino possa compiere il proprio dovere, possa rispettare le leggi, possa amare la convivenza pacifica, quieta, generosa. Preghiamo perché i nostri quartieri si rianimino, perché i nostri giovani trovino un futuro migliore in questa città, senza bisogno di emigrare, perché i nostri anziani siano rispettati, amati, stimati come sorgente, come patrimonio di saggezza, di cultura popolare, di fede. Preghiamo e affidiamo al patrocinio di San Pietro questa città, i suoi abitanti, i suoi amministratori, le sue istituzioni, perché, come diceva Don Bosco, possano essere buoni cristiani e onesti cittadini. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E per intercessione di San Pietro, la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e su questa città e vi rimanga sempre. Amen. E viva San Pietro! Per quello che stammi accanto qua.
siamo